Esondato il Meschio a San Giacomo e Fadalto chiuso dalle 19 di domenica sono i risultati delle intense precipitazioni verificatesi sul territorio di Vittorio Veneto, generando disagi ai cittadini che però l'amministrazione ha cercato di fronteggiare prontamente. C'è stata appunto questa lieve esondazione, così si può dire, del Meschio, che ha provocato appunto pochissimi danni per fortuna questa volta, però siamo consapevoli che una soluzione in quel tratto del fiume Meschio va trovata. L'argine è molto molto basso, il Genio Civile già l'anno scorso aveva fatto il sopralluogo e aveva evidenziato questo problema, quindi penso che nei prossimi giorni faremo attraverso appunto il Genio Civile un intervento in loco. Il Meschio è esondato in via Postumia, dove l'acqua del fiume ha superato la riva nel punto in cui è più bassa ed è dilagata nel campo attiguo, raggiungendo il borgo di San Giacomo, allagando alcuni scantinati di un condominio. Immediato l'intervento dei volontari AVAB con la presenza del sindaco Bagliana per sincerarsi sulle condizioni non solo materiali dei cittadini. In questo garage, già colpito lo scorso anno in modo meno devastante, l'acqua ha coperto tutto, salendo fino a 50 centimetri, rovinando mobili, pavimenti, elettrodomestici e oggetti, ma anche l'auto elettrica dei padroni di casa che questa mattina non partiva più. L'acqua, anziché defluire, è entrata dalla rampa e ha riempito il garage e anche la taverna. È passato anche il sindaca e praticamente la valutazione probabilmente è che, sì, che l'acqua non riuscendo a defluire ritorna indietro, diciamo, e quindi uscendo dal tombino, che è leggermente più alto del livello della nostra proprietà, fa sì che l'acqua poi entri tutta in casa. Vigili del fuoco intervenuti quindi per svuotare la taverna e poi anche in via Galvani per arginare alcuni tombini saltati a causa del sovraccarico dei sottoservizi interessati. Sul Fadalto invece lo stop alla circolazione è stato in via precauzionale. Verso le ore 7 è scattato il semaforo rosso nel Fadalto, mi sono attivata subito con ANAS regionale, a titolo precauzionale, non ci sono stati movimenti franosi e adesso speriamo in una riapertura della strada quanto prima.